Buona Padania, buona Benacchia a tutti. Oggi parliamo di questa grande novità che sta tenendo tutti col fiato sospeso, Il nome della rosa in versione televisiva, dopo l'enorme successo sia di un libro che è stato tra i più venduti al mondo di tutti i tempi, di tutti i paesi, a firma del transeunte Eco, dico perché è fresca ancora abbastanza, 2 anni, e se ne parla. Ma al di là del libro, il film sicuramente, che è un film con Sean Connery ormai datato di 30 e rotti anni e molto gettonato, ma appunto aveva giusto bisogno di una rivisitazione, e arriva con un grande attore come Turturro, John Turturro, nella serie Rai, che dal 4 marzo appassionerà penso tutti. Si tratta di una novità per tantissimi motivi, in pratica non un unico film, ma uno sceneggiato seriale che dovrebbe incantare un pubblico anche giovane che non conosce. Ho visto, perché come insegnante vi dico che molti ragazzi comunque conoscono anche il film, non fosse altro per la pubblicità fatta dai loro genitori. Però adesso rivedere in chiave televisiva, complice questo sforzo della fiction Rai di adattamento, di rivalorizzazione, è molto importante, molto interessante. E la scelta su Turturro per il personaggio principale, naturalmente Guglielmo da Baskerville, che era nel film Sean Connery, pare convincente, mentre ci saranno anche personaggi del valore di Rupert Everett, un attore che è molto conosciuto in Italia anche in conseguenza del suo amore ormai datato ma unico nel suo genere nei confronti di Alba Tarietti. E poi ci sarà Fabrizio Bentivoglio, uno dei pochi attori padani molto noti in questo momento. Ci sarà Michael Emerson, già protagonista di Lost, e tantissimi altri. Vediamo come una trama che tutti conoscono, che ha avuto tanto successo, e possa essere riadattata per un pubblico di millennial, che sarà sicuramente in grado di valutare fino a che punto ancora l'ambiente medievale e l'atmosfera che si respira in questo ambiente sia in grado di dirci qualcosa, di condizionarci. Quindi se è vero, come dice la Rai, che il cast scelto ha il dono di mantenere vivo lo spirito del romanzo, di contestualizzarlo nuovamente in funzione del presente e del futuro, ecco, questo ce lo dirà. Io personalmente, un po' anche dai provini che ho visto, mi sono fatto l'idea che dovrebbe venire fuori una bella versione. Mi spiace dirlo perché sembra così buttato lì anche in una chiave quasi politica, ma non lo è. Gli sceneggiati che sono stati valorizzati invece dall'universo Mediaset, tipo i Medici, non mi hanno francamente convinto. Questo sceneggiato potrebbe essere questa nuova versione che diventa seriale, quindi con molte puntate, come se fosse un palinsesto di un serial attuale. Può essere sicuramente molto ma molto stimolante. Vediamo che cosa ha dichiarato Eleonora Andreatta, per esempio, che è un personaggio oramai molto noto, direttrice di Rai Fiction. C'è la tolleranza, l'importanza della cultura del sapere, la razionalità capace di vincere la paura. Cioè, questi sono gli elementi che dovrebbero fare da motore per appunto creare attorno all'evento, che durerà diverse puntate, una vasta eco, è sempre questo nome, su eco, una vasta eco su eco,
tenuto conto che l'impressione che mentre moltissimi altri scrittori padani e italiani, da Moravia a Pasolini a Pavese, siano oramai morti nel cuore dei giovani, cioè non sanno neanche più che sono esistiti o comunque non hanno più quella funzione, soprattutto perché non c'è più la possibilità di riattualizzare i loro capolavori. Io rifarei il mestiere di vivere di Pavese in versione TV, ma chiaramente poi anche qui bisogna vedere come lo si è in grado di fare. Ma insomma, al di là di questo, penso che Eco rimanga ancora per molto tempo un riferimento assoluto della narrativa contemporanea in lingua italiana, e che quindi diciamo, assieme al commissario Montalbano, che è sicuramente la produzione di punta della fiction Rai in questo momento, divenga anche molto seguito il nome della Rosa. Il regista è Giacomo Battiato, la bellezza degli interni è fuori discussione, già avendo visto alcuni provini, e la scelta non solo del cast ma proprio del montaggio sul piano tecnico mi sembra indovinato da quel poco che ho visto. Però insomma aspettiamo di vedere la prima puntata il 4 marzo e così ci renderemo conto alle 21:25, non perdetela per favore. Può sembrare una battuta di appuntamento scontato il mio, poi tutto sommato in una palinsesto che è paludato per tantissimi altri motivi, anche quello della Rai. Però in questo caso si tratta di vedere fino a che punto un tipo di arte narrativa sia riproponibile, sia rilanciabile, e non si debba sempre ricadere in serie fortunate che tutti oramai conoscono, dedicate a medici anziché a personaggi della magia e dell'horror per poter riprovare delle emozioni. Io penso che la cultura alta solo in questa maniera possa essere mantenuta viva, e quindi non per una questione di stupida erudizione, anzi noi che abbiamo sulla sessantina oggi siamo cresciuti in un clima in cui ci è stato detto che il nozionismo doveva morire, e che sicuramente insieme al nozionismo è morta l'erudizione. Il problema non è l'erudizione dei giovani, ma quanto cercare di trasmettere, attenzione, non i valori, che è una brutta parola, ma gli archetipi, cioè le idee. E sicuramente nel romanzo di idee ce ne sono tante, perché Eco era un vulcano, anche se poi le usava male in chiave politica, però sicuramente queste idee erano ad altissimo livello. E poi il cinema oggi deve tornare ad essere interprete di idee. Non si deve limitare per esempio in Italia a quelle scanzonate, usiamo questa perifrasi, narrazioni riguardanti i rapporti fra nord e sud, anziché tantissime altre baggianate che non trovano una collocazione reale all'interno di una dinamica realmente culturale. Io poi mi aspetto da un altro padano che farà l'eretico Dolcino una performance al di sopra della media, perché Alessio Boni si è un po' perso, il lombardissimo Boni si è un po' perso negli ultimi tempi, perché ha fatto delle produzioni non all'altezza della sua fama, della sua capacità. E mi viene in mente quella fiction ambientata in Veneto, dove ci raccontava come al solito che gli abitanti della regione sono dei ciucatoni. Ecco, veramente Boni ha bisogno di riscatto. L'eretico Dolcino, che è una figura anche molto simpatica all'interno della dimensione medievale, padanissima anch'essa, piemontese, è il modo di riscattarsi e di dare misura vera di quanto egli valga. Penso che oggi come oggi, vedete, siccome l'ambientazione è quella di un convento e molti portano la tonaca, e siccome la Chiesa è in una crisi assoluta, già soltanto come immagine e come potenzialità di ascolto, attraverso questa dimensione di ritorno all'indietro, di flashback, di ritorno indietro, ma anche di ritorno al futuro, perché poi se la fiction ha successo potrebbe anticipare una nuova moda, sia quanto mai stimolante e quanto mai interessante.
La Chiesa ha avuto una missione universale molto importante che va al di là dell'esistenza o meno di Dio, e questa missione l'ha esercitata nel tempo anche attraverso dei comportamenti, degli ideali, degli stili, dei modelli, delle location che hanno avuto fortuna nella misura in cui hanno dato qualcosa, hanno dato un contributo sostanzioso alla storia dell'umanità. Questo va capito da parte di un giovane, nonostante tutto, nonostante la fine delle illusioni, il postmoderno, la fine delle ideologie, la fine di una religione in senso tradizionale, ora malvissuta e vista come nevroticamente come una soluzione di consolatoria. Ecco, però le dinamiche, sperando ovviamente che anche la dimensione della violenza, che è insita già nel romanzo di Umberto Eco, non venga valorizzata male, ma io sono convinto che non è stata fatta una cattiva gestione della questione, quindi le cose potrebbero venire fuori bene anche da questo punto di vista. Ci sono delle dinamiche psicologiche che vanno al di là ovviamente dell'ambientazione ecclesiastica e che sono interessanti proprio per andare a studiare l'animo umano, perché poi tra 10.000 cose che stanno succedendo in questo periodo è che si sono dimenticati i fondamenti dell'animo umano, nel bene e nel male naturalmente, difetti e pregi, ma se c'è una colpa della società virtuale, di quest'onda telematica che è virtuale, internetistica, da Google mania e da media, social media, è proprio quella di aver dimenticato la parte buona, cioè la parte buona e, come dire, strutturale dell'animo umano, che non è fatta soltanto di invettive, di urli e di scommesse con la morte o col vizio. Quindi mi raccomando, tenete d'occhio questo capolavoro della Fiction Rai, che dovrebbe, ripeto, io non sto parlando bene della Rai, però se ha ancora qualcosa da dire la Rai, in mezzo a tante porcherie, è la volta buona attraverso questo sceneggiato, perché è la volta buona, se no è troppo tardi. Invece vi voglio parlare di un'altra questione più schiettamente artistica, che riguarda Caravaggio. Sta avendo un successo enorme l'esposizione di un'opera di Caravaggio, Giuditta e Oloferne, a Londra. E che cosa è successo? Che nel 2014 in una casa, una soffitta di una casa di Tolosa, di proprietà del signor Marc Labarbe, mentre gli operai riparavano un plafond, il Labarbe, quindi siamo nella Francia meridionale, alias per noi Occitania, il Labarbe avrebbe notato sul pavimento un quadro di notevoli dimensioni ricoperto di tanta polvere. Éric Turquin, che è un esperto d'arte di Parigi, è stato subito chiamato a consulto ed è rimasto colpito proprio dalla colorazione dei drappi rossi tipicamente caravaggesca, dal gioco di ombre che tutti sappiamo essere il dono, il talento naturale di quello che probabilmente è il più grande pittore di tutti i tempi, di tutti i paesi, lombardissimo. Ma ancora qualche dubbio poteva rimanere. Allora perché? Perché esiste già un'opera chiamata Giuditta e Oloferne dello stesso Michelangelo Merili detto Caravaggio, si trova a Roma, a Palazzo Barberini. Perché il Caravaggio, tutti si sono chiesti di fronte alla presa di posizione di Éric Turquin e a casa di Monsieur Labarbe? Beh, perché avrebbe dovuto farne due? Quella di Tolosa potrebbe essere forse una prima versione, allora, che è stata invece poi scartata. La mano sembrerebbe quella del maestro. Noi abbiamo dedicato anche tra 10.000 cose, perché siamo eclettici nel bene e nel male di natura, ma abbiamo dedicato anche una puntata qualche anno fa al problema del falso nell'arte,
che è enorme, ma c'è un falso reale e contemporaneo e c'è un presunto falso o non presunto falso di epoca rinascimentale, manieristica e barocca. Perché noi la sicurezza non l'avremo mai che la mano sia davvero quella del maestro. Troppi casi di sbagliata interpretazione. Però, anche se, dico una battuta un goliardica, anche se non fosse di Caravaggio sarebbe un'ottima opera, magari della sua scuola. Pensate che il tema, il soggetto era molto popolare. La scena della ricca vedova di Betulia che sconfigge il generale Assiro seducendolo e tagliandogli la testa. È stata dipinta un po' da tutti. Era stata dipinta già da Michelangelo, Botticelli, dipinta da una grandiosa pittrice come Artemisia Gentileschi e via dicendo. Ora Caravaggio davvero potrebbe essere stato cimentato al punto da farne una copia diversa, cioè non si sta parlando di una copia esatta, ma di una versione che lui avrebbe fatto con alcune varianti. Per esempio, nella versione di Tolosa, ritrovata a Tolosa e in mostra a Londra con una coda spaventosa, perché Caravaggio richiama sempre maree di folle in ogni parte del mondo. La vecchia osserva sgomenta e ammirata il coraggio del taglio della testa in una versione quasi shakespeariana, come sottolinea anche Vittorio Sabadin oggi sulla Stampa, che è un po' l'esperto che scrive da Londra. Ma anche la Francia più conosciuta a livello artistico, cioè il Louvre, ha tenuto il quadro in osservazione. Ha deciso che la richiesta di 150 milioni di euro era eccessiva e avrebbe bruciato 15 anni di budget per le acquisizioni. Era però riuscito, scrive appunto Sabadin, a ottenere dal governo francese un divieto di espatrio per 30 mesi, che sono appena scaduti. Quindi da Londra il Caravaggio della soffitta, alias Giuditta Loferne 2, tornerà in mostra a Parigi e poi a New York prima dell'asta definitiva. Qualche mese, un annetto fa, vi avevo parlato del Salvator Mundi, che sarebbe un'opera di Leonardo, attribuita a Leonardo, un'opera straordinaria. Adesso si è aggiunto con questo un altro caso che farà davvero parlare per tantissimo tempo. E che quindi ci donerà ancora l'enigma che è fondamentale per quell'epoca di transizione che va dal manierismo al barocco, di cui Caravaggio si è fatto massimo portavoce. Prima parlavamo di violenza per il nome della rosa, vedremo come il nuovo sceneggiato gestirà questo tipo di problema, però sicuramente la violenza faceva parte non solo dell'arte, ma anche della vita e del carattere di Merisi, che ne aveva combinate davvero di tutti i colori. Nella pittura ritrovata a Tolosa la violenza è meno marcata della versione romana, e questo induce a pensare, qualora sia davvero di Caravaggio o comunque di scuola caravaggesca, che col passare del tempo quell'imprinting un pochino guascone che proprio Alessio Boni, pensate, il Boni migliore, l'attore migliore, aveva interpretato nella bella versione televisiva di Caravaggio, su Caravaggio, con quel naso un po' così, con quella bocca un po' così, che fanno il fascino sia dell'attore che del personaggio. Ecco, ma voglio dire, davvero forse la rimeditazione in una chiave meno violenta, anche più chiara come luci e come gioco di sguardi, ci avvia a una ulteriore interpretazione dell'opera caravaggesca come work in progress. Se c'è un autore, oltre alla sua grandezza che abbiamo detto in tutte le maniere, dedicammo già qualche anno fa uno speciale in occasione della ricorrenza di 400 anni, ma se c'è un autore che si è evoluto continuamente, praticamente fino alla morte,
è stato proprio Michelangelo Merisi di Caravaggio. Quindi tutti questi affanni che sono anche legati a doppio filo con problemi finanziari e di valutazione dell'opera. Abbiamo detto 150 milioni di euro. Come fa un'opera d'arte a valere 150 milioni di euro? Come fa un calciatore a guadagnare? Allora risponderei delle cifre spaventose tirando dei calci o facendo finta di dare dei calci a una palla. Quindi attenzione, al di là di queste valutazioni che comunque riconfermano quello che già dico da tempo, che il mercato dell'arte è l'unico che terrà per sempre di fronte a qualsiasi altri mercati, anche quello immobiliare. Bene, allora al di là di questo e al di là delle valutazioni che poi di ricaduta ciascuno di noi fa sul senso ultimo dell'arte e se l'arte possa essere davvero valutata in soldi, è l'immagine che viene scolpita dentro di noi, perché questa è un'arte padana prima ancora che universale, o è universale proprio perché è padana, perché parte dalla Padania, cioè dal cuore della nostra anima e della nostra terra, come poi uno che secondo me ha valorizzato molto Caravaggio in ambito filmografico, cioè Armando Olmi, suo conterraneo, ha poi fatto attraverso l'Albero degli Zoccoli, perché il cinema è inutile che i cineasti e i critici cinematografici facciano di tutto per slegare il cinema dall'arte, ma il cinema rimane legato, soprattutto nell'uso dei campi lunghi e dei primi piani come due opposti e proprio di luci ed ombre, rimane legato a doppio fondo con le radici dell'arte, e quindi sicuramente Olmi non era digiuno di Caravaggio quando riprendeva appunto le scene principali dell'Albero degli Zoccoli. Ora anche Olmi è passato a miglior vita e proprio come Eco ci lascia un'eredità complessa ed ambigua, perché Caravaggio è eterno, ma Olmi ha bisogno di essere eternizzato nonostante qualche sbaglio di valutazione, nonostante quella vecchiaia troppo legata ad alcuni giudizi di valore sostanzialmente cattocomunisti che l'hanno rubato a quella genuinità profonda, a quel padanismo in pectore che egli aveva costruito nel corso dei primi suoi anni di carriera, fino ad arrivare appunto all'Albero degli Zoccoli compreso. Quindi dobbiamo far meditare tutte le vicende legate all'arte e alla letteratura per vedere col tempo quanto riescano a resistere realmente. Caro regista? Pronto? Siamo arrivati al termine, Andrea. Benissimo. Allora io vi ringrazio di avermi ascoltato, vi rimando intanto alla visione che giudicherete poi voi, mandatemi delle mail andate sul sito artenorreview.org e lì c'è una mail, e lì mandatemi delle mail sul vostro parere riguardo proprio alla fiction che parte il 4 marzo. Vi rimando comunque a Cultura Padana lo stesso 4 marzo alle ore 12 e vi ringrazio della pazienza. Un grande abbraccio padano a tutti, Venezia risorga Venezia per sempre, a risentirci. Avete ascoltato Arte Nord. Adesso va a destra, 300 metri dritto, poi il semaforo. Certo che fai sempre la stessa strada tu, ma non hai voglia di cambiare? Chi ha parlato? Sono io, la Digital Radio.